spare us some room, but I wanna go home. I wanna go home, dice Michael Bublé, ma molti di noi invece in questo momento magari accarezzano l'idea di comprare la casa dei propri sogni. È un tema che vi piace sempre, allora cogliendo anche tanti dei vostri suggerimenti che ci arrivano alla mail di Cuore Denari @radio24.it, questa mattina in questo venerdì caliente abbiamo pensato di rifare un punto della situazione su tutti i passaggi per poter fare un acquisto sereno, consapevole, meditato e naturalmente che si concluda con successo. Il mercato immobiliare torna ad essere abbastanza vivace rispetto agli ultimi anni di crisi profonda, determinata soprattutto dalla crisi finanziaria e dalle banche che erogavano con il contagocce i mutui. In realtà da almeno un anno e mezzo a questa parte le banche hanno ripreso ad erogare, questo ha stimolato anche il mercato immobiliare. I prezzi peraltro continuano ad aggiustarsi in molte città d'Italia, insomma ci sono tutte le condizioni favorevoli per poter fare adesso questa operazione per diventare proprietari della casa dei nostri sogni. C'è anche un altro elemento positivo, ci metto, poi vedremo se il nostro ospite è d'accordo. La fiscalità sembra stabile al momento, il governo non ipotizza di reintervenire di nuovo sulla tassazione sulla casa, ma non è detto, insomma la tentazione c'è sempre. Detto questo, nella scheda di apertura con la quale appunto inauguriamo la trasmissione di questa mattina vi faccio un punto della situazione su quello che ci racconta in questo momento il mercato immobiliare. Conti, che sei la mia passione, io parlo del mattone. Aumenta il volume per il ballo del mattone. La tendenza in crescita delle compravendite immobiliari in Italia si conferma infatti anche nel primo trimestre del 2017, stando ai dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Le abitazioni che hanno cambiato proprietario sono state 122.000, quasi 10.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2016, con una crescita dell'8,6%. Aumenta il volume delle compravendite e aumenta anche del 9,8% la superficie media delle abitazioni coinvolte, attestandosi a 105 metri quadrati. Tra le aree geografiche è ancora poco movimentato il sud, che si ferma a un più 5,1 rispetto all'8% del centro e al 10% del nord. A guidare la crescita sono però le isole, con un più 11,9%. Volendo però individuare l'ambito con la maggiore vitalità, bisogna spostarsi di poco dalle abitazioni, incontrando un dato che molti potrebbero trovare curioso. Il primo posto per numero di transazioni se lo aggiudicano infatti cantine e soffitte, con un onorevole più 17%. E la cantina buia dove noi... Stavo proprio meditando sul perché avesse scelto Lucio Battisti, Marco Lombardo, naturalmente, per la questione della cantina. Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. La vera The Voice questa mattina, a me chiamano The Voice, ma stamattina devo dire che il nostro notaio Roveda, insomma una voce molto, molto importante che ci appunto suggella ancora meglio l'importanza del tema di questa mattina. Lei sta stipulando più rogiti del solito, quindi anche lei nota questo fermento del mercato immobiliare dal punto di vista, insomma, anche dal punto di vista degli atti firmati davanti ai notai? È un osservatorio interessante questo. Sono abituato a non fare le statistiche su di me. Comunque sì, ne sto facendo più rispetto agli ultimi 4-5 anni, non ancora quanti ne facevo nel 2006-2007. Certo. Esatto. Vabbè, insomma, l'importante è che si concludano tutti con successo, serenamente, senza tante problematicità tra la fase della scelta dell'immobile e la conclusione dell'atto appunto di compravendita, perché lì le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Per cui chiedo anche a voi, raccontateci a che punto siete. Intanto avete già scelto la casa dei vostri sogni? Avete già fatto l'offerta? Siete già sicuri che la banca vi conceda il mutuo? Lo sapete che io sono ossessionata da questo passaggio. Prima di fare qualsiasi tipo di offerta, assicuratevi, se avete bisogno del mutuo, che la banca vi eroghi la cifra della quale avete bisogno, perché sennò poi si complica tutto. Notaio, faccio bene a dare questo Giusto. suggerimento. Prima ancora di scegliere la casa, esatto. bisogna affidarsi a un professionista. Io dico, bisogna scegliere il notaio prima della casa, perché è colui che ti può dire che casa ti puoi permettere. Esatto. Perché il prezzo della casa è solo uno degli elementi di costo da valutare. Esatto, perché poi tanto ci dobbiamo mettere qualche cosina in più, c'è sempre qualche piccolo punto che va aggiustato, ristrutturato, e non abbiamo mai neanche in testa ben chiaro il passaggio di tutte le tasse che vanno versate nell'atto
appunto della compravendita, le persone continuano ancora ad essere convinte del fatto che il rogito e tutta la cifra che si sborsa all'atto del rogito sia tutta parcella del notaio, e invece notaio ci sono c'è una fiscalità molto chiara da conoscere. Detto questo, intanto invito gli ascoltatori a prenotare gli interventi all'800 24 0024, oppure scriveteci se volete al 349 238 6666. Riceviamo i vostri messaggi, li riceviamo su WhatsApp, e se avete anche voglia di mandarci la fotografia della casa che avete scelto ma ancora non avete avuto il coraggio di fare l'offerta per così mettere un primo piede appunto all'interno di questa abitazione, magari così possiamo provare appunto a darvi una mano per capire come fare. Stavo guardando intanto già un messaggio di un ascoltatore che scrive: devo rivolgermi ad un notaio per capire che cosa posso permettermi? Sicuramente 1.000 euro in meno dopo che ho visto il notaio per un consulto. Vedi il pregiudizio che ancora ruota attorno alla vostra professionalità, notaio Roveda? No, la prima chiacchierata non c'è quasi mai nessun notaio, anzi posso dire che per la chiacchierata esplorativa non c'è nessun costo. Certo che se io voglio comprare una casa da 200.000 euro, devo sapere che quella casa da 200.000 euro mi costerà 210, 215 tra agenzie immobiliari, imposte, prima casa, non prima casa, ho diritto a un credito d'imposta o no. Il fatto che poi le tasse non siano pagate sul prezzo ma sulla rendita catastale, esatto, li rende difficilmente quantificabili se uno non è esperto. E andiamo subito allora a capire dove si trova questo dato della rendita catastale, che è il primo elemento fondamentale per capire intanto all'atto del rogito quanto pagherò, ma anche se in realtà poi un anticipo, se verso una piccola caparra a titolo di compromesso, qualche cosa si deve già versare anche in quella fase, in quel momento lì. Notaio, la rendita catastale che cos'è e dove la trovo? La rendita catastale è un valore che è, purtroppo devo dire, abbastanza slegato dal valore reale della casa. Lo si trova in catasto ed è l'espressione di una serie di moltiplicatori che parte dalla categoria abitativa, dalla classe, cioè la tipologia di questo immobile, dai metri quadri o dai vani, ed esprime un valore che è la base imponibile. E poi se sarà prima casa il privato paga il 2%, se non sarà prima casa è il 9%, tra l'altro su moltiplicatori diversi, quindi è un'operazione abbastanza complessa. Certo, però lei dice la rendita catastale la trovo al catasto, in realtà se io ho già un'idea dell'immobile che comprerò, da un rogito precedente, da un atto di compravendita precedente sempre relativo a quell'immobile, è già indicata questa... A meno che tra rogito e oggi non siano intervenute modifiche esatto. dei lavori, quindi è sempre opportuno avere la rendita catastale aggiornata data dal catasto. Beh, io ho ristrutturato casa e il mio architetto me l'ha fatto fare al volo questo aggiustamento, questo aggiornamento, però non sempre si fa, lei dice, quindi no, si fa sempre dopo con la fine dei lavori va presentato anche l'aggiornamento catastale. Allora, un altro tema, un altro ascoltatore dice, ma forse non ci siamo spiegati bene, e allora mi pare di capire che questo passaggio vada precisato. Dice: nessuna banca stipula un mutuo prima che sia stato individuato l'immobile e in genere vogliono il compromesso già firmato. No, allora qua non ci siamo proprio capiti. Non abbiamo detto che va stipulato il mutuo prima di aver individuato una casa. Si va in banca per chiedere che in base alle mie condizioni reddituali, che mutuo siete in grado di erogarmi, che mutuo mi posso permettere, notaio, dico bene? Esattamente così. Due sono gli elementi da tenere in considerazione. Uno, il valore della casa, perché la banca non finanzia mai sopra una certa percentuale del valore della casa. 70%, esatto. diciamo. Sì, in passato hanno anche fatto questo, però diciamo adesso speriamo che non lo facciano più, perché poi... Ma se vogliamo essere prudenti, attestiamoci al 70% e poi chiediamo sulla base della nostra busta paga, del nostro reddito, quanto la banca è disposta a concederci, quindi il valore della casa e il reddito. Esatto, e poi insomma valutiamo anche il raggio temporale per il quale vogliamo indebitarci, no? Perché magari uno è disposto a fare un sacrificio mensile un po' più alto, ma liberarsi del mutuo nel giro di un tot di anni. Qualcuno invece vuole rendersi questo impegno molto leggero e diluire la restituzione su un numero di anni un po' più lungo. E se si è un po' in là con l'età, le banche comunque non amano finanziare per un lungo periodo, quindi anche la nostra età incide sul tipo di mutuo. Speriamo quindi di aver chiarito questo passaggio. Intanto 800 24 0024 per scriverci. Io, a prescindere dalla scaletta che ci eravamo preparati, notaio Rovedi, in realtà mi piace sempre molto animare il programma, come mi succede con Nicoletta, con le testimonianze dirette degli ascoltatori, che così ci possono dare appunto un buon motivo per
oltre a rispondere ai casi individuali, ma anche poi per rappresentare delle situazioni generali. Sono Giacomo da Vicenza, sono appena stati in banca per chiedere le prime informazioni. Il costo della casa è una grande banca italiana, quella che cita il costo della casa è sui 110-120 mila euro. Mi hanno detto che le spese di notaio e agenzia non possono essere inserite nel mutuo e che non si possono inserire altre garanzie oltre all'ipoteca dell'immobile da acquistare. Avendo io una piccola casa di proprietà, volevo usarla appunto a garanzia. Spese di notaio e agenzia non possono essere inserite nel mutuo, ma adesso, a parte Giacomo il no della banca, direi che anche noi glielo suggeriamo, insomma finanziamo quanto meno possibile. Se lui voleva già inserire anche queste spese, significa che voleva un mutuo al 100% abbondante dell'abitazione. Notaio, che idea si è fatto di questo caso? Mi sono fatto l'idea di un mutuatario che vorrebbe un finanziamento percentuale sul costo complessivo dell'operazione. Per la banca invece è una percentuale della garanzia, e la garanzia è data dal bene immobile, non dai costi accessori. E quindi direi di valutare appunto questa operazione con attenzione e con prudenza. Le garanzie, oltre all'ipoteca dell'immobile appunto da acquistare, ho una piccola casa di proprietà, posso usare la garanzia? Sì, però è una garanzia sul valore, non è una garanzia sul reddito. Evidentemente la banca è anche preoccupata di questo fattore. A volte, se il reddito non è sufficiente, vengono chieste garanzie fideiussorie da parte di genitori, nonni, altri parenti, che possono con il loro reddito rassicurare la banca sulla capacità di rimborso. Allora andiamo all'ABC della compravendita. Per adesso lasciamo da parte per qualche secondo appunto i casi singoli degli ascoltatori. Ho individuato la casa dei miei sogni, notaio Roveda. Ammettiamo appunto che la banca abbia deciso di sostenere questo mio sforzo e abbia le condizioni reddituali appunto per imbarcarmi in questa operazione appunto e per prendere il mutuo. Voglio capire il notaio che cosa può dirmi a proposito dell'abitazione che ho scelto e se sia in regola naturalmente con tutto quello con cui deve essere in regola. Con che cosa deve essere in regola un'abitazione? Oltre che deve verificare che l'immobile non abbia ipoteche, pignoramenti, sequestri, che non sia gravato da passività, o meglio, magari è anche gravato, ma che le passività siano in qualche modo gestibili col prezzo della compravendita. Deve verificare che l'immobile sia in regola da un punto di vista urbanistico, che non sia abusivo per essere, o che non abbia subito una trasformazione, caso molto spesso dei sottotetti o dei loft, che sia stato un po' situazioni magari tipiche soprattutto delle grandi città dove si prova ad affittare e a vendere di tutto naturalmente, come Milano e Roma, ecco. Sì, direi che è più tipico delle grandi città, ma sono comunque numerosi. Quindi anche la verifica urbanistica deve verificare che i dati catastali siano a posto, che ci sia una conformità catastale, ci deve aiutare in questo senso, e poi soprattutto deve guidarci, e qui si passa dal deve al può, ma fa parte di quello che abbiamo diritto a chiedere al notaio, a trovare la soluzione fiscalmente migliore, a trovare la situazione di intestazione all'interno della famiglia che sia la più rassicurante, e anche, ahimè, facendo tutti i debiti scongiuri del caso, perché gli italiani non amano parlare di questo argomento, anche a capire se mi dovesse succedere qualcosa a chi va questo bene, perché ogni tanto ci sono sorprese. I coniugi senza figli, per esempio, raramente tengono presente che se non fanno un testamento e manca uno di loro, i genitori e i fratelli subentrano e concorrono con il coniuge. Certo, quando si è lì a coronare, come dicevo prima, il sogno della propria vita, quello di comprare appunto la casa che si è sempre desiderato, è ovvio che questa è l'ultima considerazione che si fa, però insomma il notaio sta lì anche per fare un po' il piccolo avvoltoio e ricordarci anche questo, giustamente dico io. Però notaio, stavo pensando che per dirci tutto quello che dobbiamo sapere a proposito della regolarità, diciamo, dell'abitazione che abbiamo scelto, io magari devo interpellare il notaio avendo tutta la documentazione necessaria che mi racconti le caratteristiche di questa abitazione. Se mi interfaccio con un'agenzia immobiliare, non sempre gli agenti immobiliari sono disponibili, ci danno, come dire, tutte le rassicurazioni di carattere verbale, stai tranquillo, è a posto con le spese condominiali eccetera, non tutti, però insomma qualcuno qualche volta un po' ostinato, lo sappiamo in questo senso. Che cosa vi serve come documento per capire se questa casa è a posto e in conformità con tutte le indicazioni che ci ha detto prima? Cosa dobbiamo pretendere? Ecco, cosa dobbiamo portarvi? La copia dell'atto con cui
chi oggi vuole vendere è diventato proprietario. Letto quell'atto, il notaio farà una serie di richieste integrative sulla documentazione, ma il documento principe è quello, perché consente di fare E le l'agente visure. immobiliare, per esempio, ce lo deve dare? Gli agenti immobiliari fanno un po' fatica a spogliarsi di questo documento prima che la proposta sia formulata. In realtà però per formulare una proposta alla John veduta un'occhiata preventiva va data. Siccome gli atti di compravendita sono atti pubblici e non c'è nessuna privacy, non c'è nessuna riservatezza, bisognerebbe insistere un po' per avere questi documenti prima di firmare qualsiasi carta. Senta, ma le capita di andare con qualche famiglia dall'agente immobiliare per poter dare una sbirciata su questi documenti se la gente non vuole, la agente non vuole rilasciarli? In realtà poi basta avere i dati catastali dell'immobile Ecco. e ci arriviamo lo stesso. Esatto, quindi magari prenderli a mano, rubacchiarli dal documento si fa sul un po' tavolo più di dell'agente fatica, ma il immobiliare. notaio arriva ad avere i documenti sempre. Allora, sono pronti gli ascoltatori per lei, notaio Roveda, sono le 11.25, se ancora 2-3 minuti di tempo prima della borsa ce li abbiamo e sono pronti appunto Fabio dalla provincia di Verona, Lella da Genova, sentiamo un po' che tipo di esperienza stanno vivendo. Fabio, benvenuto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie. Io ho comprato 10 anni fa e con l'agenzia siamo andati a vedere l'appartamento, molto bello, ci piaceva, grande eccetera, e l'ho preso, però ci ha fatto firmare una carta dicendoci che era semplicemente la visualizzazione dell'appartamento. Invece qualche giorno dopo ci ha tirato fuori che avremmo firmato il discorso è, come si può dire, che era terreno PEP. Era un'offerta. E noi abbiamo consentito terreno PEP piano di edilizia Vabbè. popolare. Okay. Qua le organizzazioni di rappresentanza degli agenti immobiliari adesso sono passati 10 anni e anche in quel mondo è successo di tutto perché forse questi casi oggi non sarebbero più possibili, però Fabio, detto questo, a lei poi la compravendita l'ha ultimata serenamente? No, noi abbiamo ultimato lo stesso perché ci interessava, quindi ho venduto quello che avevo e ho aggiunto un po' di mutuo su quello lì, però il fatto è che ci ha fregato l'agenzia. In un certo senso, no, ci ha proprio fregato perché non ci aveva detto che era terreno PEP, se no l'avrei preso, perché io per disdire dal PEP devo dare al comune 22.000 euro, 11.000 Dal io, PEP, 11.000 piano mia di moglie. edilizia popolare, Fabio. Esatto. Allora, grazie per la sua testimonianza. Un caso vecchio, notaio Roveda, che ci suggerisce che cosa? Intanto attenzione al documento che ci fanno firmare, ma questo vale per ogni contesto naturalmente, che le informazioni che devono essere contenute, cioè È proprio uno di quei casi in cui la lettura dell'atto di acquisto prima della firma della proposta sarebbe stata utile, perché dalla lettura dell'atto d'acquisto sarebbe emerso con chiarezza che questa abitazione faceva parte di un piano di edilizia economica e popolare e quindi aveva dei limiti di commerciabilità e di Tra l'altro utilizzabilità. lui non ha terminato la sua storia, ma era una casa anche già abitata, forse Fabio neanche lo sapeva addirittura. Beh, oddio, com'è possibile se dice che gli piaceva, la voleva, questo aspetto magari lo conosceva già e lui non ce l'ha detto. Detto questo, che si firmi un'abitazione, che si firmi un documento in cui, cos'è che lui ci ha detto, era una presa di visione dove si dichiarava che sarebbe andata a prendere visione dell'abitazione, invece era già addirittura una sorta di compromesso, mi pare. C'è stata una lettura forse un po' poco attenta. Esatto, quindi non facciamo i superficiali, facciamo attenzione perché poi è facile dare tutta la responsabilità all'agente immobiliare, ma un po' è pure nostra. Comunque, insomma, a 10 anni di distanza il nostro ascoltatore presumibilmente abita con serenità in quella casa. Lella da Genova, benvenuta. Buongiorno, Ci dica. buongiorno a voi. Sì, a proposito delle agenzie immobiliari, credo proprio che ce ne sarebbe da dire. E garantiscono molto, anzi pubblicano l'annuncio come immobile garantito, citando la FIMA Milano, FIMA Torino, e poi non era garantito per niente. E anche su questo mi piacerebbe tanto sapere che cosa significa immobile garantito e se c'è una qualche veridicità con questa citazione. Ma le è successo qualcosa di specifico, Lella, o è un commento così? No,